De Piccoli, che cosa deve insegnare al centro-sinistra questa tornata elettorale? Beh, innanzitutto per Venezia, insomma, dove ho svolto tanta attività politica, se questo è il risultato finale mi dispiacerebbe sia sul piano personale, nei confronti di Zoggia, che ha amministrato bene, però anche per il significato politico che ha, insomma, non possiamo sfuggire che è un caposaldo, ecco, del centro-sinistra in Veneto, dove si viene da una lunga esperienza di governo. Il fatto, ecco, bisogna leggere bene questo voto, perché contemporaneamente, nello stesso momento, si vince a Portogruaro, che è una realtà molto difficile, insomma, alle europee il centrodestra era nettamente avanti, si vince a Spinea, dove il centrodestra si era presentato diviso. Quindi da questo punto di vista non si può dare un segnale di spostamento, ecco, perché per esempio il Comune di Venezia sono sicuro che il centro-sinistra anche nel ballottaggio sicuramente avrà tenuto, e quindi, ecco, dispiace perché, insomma, un risultato contro tendenza si innesta in una situazione che soffriamo, insomma, nel Veneto orientale e Chioggia, Cavarzere, nel veneziano. Vanno letti bene questi risultati e indicano un po' quello che anche Laura diceva prima, insomma, il radicamento territoriale, il rapporto con gli elettori, questo Partito Democratico che ancora non ha una sua fisionomia chiara, un messaggio forte, univoco da questo punto di vista, cioè, insomma, la sua utilità politica, ecco, da questo, e serve questo Partito Democratico soprattutto l'anno prossimo nelle regionali, perché io sono convinto che appunto non si sommano i voti. Ci sarà una partita ormai che si apre già da domani mattina tra da domani credo che siamo già in campagna tra la Lega, domani, no? Si apre che ne dicano, insomma, si è aperta ormai la partita tra la Lega e il PDL, e il Partito Democratico deve avere la capacità non di stare alla finestra a guardare, ma di inserirsi in questa partita con le sue proposte, eccetera, e quindi smettiamola di fare solo discorsi di gruppi dirigenti e cerchiamo di partire dai interessi, dai problemi di questa realtà, di questi territori, che ci fanno capire che l'elettorato è mobile, è libero da questo, sia quando ci premia, sia come nel caso di Mogliano quando ci punisce. Io ritengo